sempre un piacere poter presentare una nuova mostra del maestro Mariano Pieroni. Pieroni lo conosciamo da diversi anni e questa è la quarta occasione, la sua quarta mostra personale qui nella nostra galleria. Anche questa volta ci ha stupito con le opere che ci ha voluto portare qui a Mantova per il nostro pubblico. Famoso in tutta Europa, da Londra a Berlino, per le sue sculture, i suoi plasticoni che riguardano il mondo animale, quindi una serie di animali a dimensioni reali. Questa mostra, intitolata Il cavallo d'argento, gli uomini e gli altri animali, rimarrà aperta fino al 16 luglio. In questo contesto abbiamo modo di vedere una serie di opere recenti che spaziano dai cavalli alla testuggine, il ghepardo, il cane, la volpe, abbiamo 2 iene, uno scimpanzé, poi c'è un bellissimo avvoltoio, una cicogna, un airone, insomma spazia davvero tra animali di terra, di cielo e dei vari continenti. In più abbiamo su 2 pareti esposte una serie di maschere che si possono anche indossare, realizzate sempre con questa tecnica, che sono una novità. Il plasticone è tutto ciò che ha iniziato negli anni 70 recuperando materiali di recupero e plastica nelle sue passeggiate lungo i canali. Quindi quando trovava queste plastiche abbandonate creava delle installazioni sul luogo. Poi con il tempo ha pensato invece di utilizzarle per creare proprio un qualcosa di specifico, quindi una scultura. Da una poi si è passato a questo suo mondo che lo affascina e che illustra attraverso questi suoi animali. Una dedica molto speciale la voglio fare ad Arteno Baroni, inchiodato a una sedia a rotelle a fare delle immagini così ricche di luce e di bellezza. Plasticoni praticamente è una ricerca in mezzo alla natura della spazzatura, né più né meno, brutalmente si può dire così, e con questa spazzatura cercare di vitalizzarla, fare un gruppo andando a raccogliere i secchetti di plastica sulla riva dei fiumi, dei laghi. Abbiamo fatto questo per ben 12 anni, non una roba passeggera, una cosetta da niente. Una spinta privata di tipo morale, non lo so, di tipo etico, diciamo.